devo ringraziare per primo Gianluigi Papi, intanto per avermi invitato in un contesto così qualificato. Io sono un viaggiatore che si nutre di impressioni e che raramente, insomma, trovano il conforto di studi e di cose, come invece sento parlare una lingua bellissima qui che va molto al di là io solitamente mi fermo all'emozione, alla prima impressione, a qualcosa che cerco di riprodurre in altro modo, ma che non vuole essere in nessun modo un'analisi culturale, è proprio una forma di trasmissione dell'emozione. Ora, prima ho fatto due chiacchiere con due persone che mi chiedevano come e quando mai hai visto la maschera del mammutone. Sì, avrei voluto rispondere in autogrill, ma in autogrill fortunatamente ancora non c'è, quindi è una di quelle cose che rimangono nascoste da interpretare. Anche una volta che uno l'ha vista può fermarsi a un'impressione oppure vederci altre cose. Trovo che tutto il mondo, diciamo, delle maschere, del carnevale è qualcosa che rimane silente, così, un'impressione, come a me personalmente ha sempre ricordato un po' le bellissime maschere, i costumi che usava Pasolini in alcuni film ispirati al mito, quindi a Edipo, a Medea, questi personaggi che non dicevano niente, tacevano in un assordamento di cicale e apparivano così come rivelazioni di qualcosa, forse del divino, forse di qualcosa di ancestrale, forse della madre terra, di tutto quello che insomma c'è dietro, storie che non si possono spiegare. Proprio in questo mistero delle storie che mi piace andare a scovare l'emozione, quindi nemmeno a spiegarla troppo, insomma. Ora credo che la cosa che uccide di più questa forma di emozione è quell'orribile processo che è la folclorizzazione delle cose, che è sempre un po' un pericolo che c'è sempre quando si tratta di materia, diciamo, che viene da una tradizione, ecco. Io invece trovo che nella tradizione ci sia qualcosa di inspiegato, ecco, qualcosa che probabilmente nasce già da qualcosa che non si spiega e assume dei volti, dei riti. Mi piace moltissimo la definizione che ha dato Gianluigi del fatto che certe cose, come per esempio il carnevale di Ovoda, sia un rito e non uno spettacolo, perché il rito è qualcosa a cui tutti prendono parte, invece uno spettacolo divide sempre in spettatori e in protagonisti, no? Quindi il rito in questo caso ha la forza di un'ancestralità che io non so spiegare e che conversazioni astratte negli anni hanno rivelato poi il più profondo di quello che è, quindi un'intima relazione tra la vita, la morte, il mondo di sotto, il mondo di sopra. Non so, quello che è certo è che come fosse io mi sono sempre affidato molto all'istinto nel mio modo di viaggiare e trovare le cose. Già diversi anni fa ho fatto un primo viaggio da solo in macchina e sono finito esattamente a Mamoiada, dove ho comprato una maschera da un artigiano e non sapevo nient'altro. Mi aveva colpito questo fatto che fosse una maschera dipinta di notte, che fosse così nera e che avesse un ghigno così triste. Mi sono affezionato subito alla figura del mammutone perché lo trovavo un perdente come l'orso che è stato ammaestrato dopo essere stato re della foresta e così ornato di campanacci. Mi sarebbe piaciuto averne sempre uno, diciamo, non dico da mettere sotto il cuscino, ma da tenere a portata. E poi col tempo qualcosa di inspiegato mi ha portato a fare un viaggio esattamente 4 anni fa, come gli Argonauti, eravamo solo due, gli Argonauti e un carissimo amico di Oristano, come alla ricerca del vello d'oro, siamo con mezzi lenti arrivati qui in punta di piedi, perché credo che sia anche il rispetto per la preparazione, la vestizione, il fatto che per un giorno mi hanno sempre intrigato le trasformazioni, ecco, le metamorfosi in generale, ma anche le trasformazioni. Questo fatto di fare cose così fisiche come
come reggersi diversi chili di campanacci, di avere proprio, cambiare nell'aspetto, è stata una cosa che mi ha sempre colpito e con molta gentilezza mi è stato permesso di assistere alla vestizione, e poi Gianluigi mi ha istradato verso un vero maestro di maschere e sono arrivato così alla persona mi scordo sempre, Sebastiano Brasu, che è un artigiano dalla storia molto emigrato in Belgio, giardiniere al servizio della regina, che poi una volta tornato insomma avanti nell'età ha ripreso a fare le maschere in una maniera molto, molto viva, molto artigianale.